L'addio di Alberto Polo per tutti, il sindaco Gentile, dalle 9 nella chiesa parrocchiale di Dolo, alla presenza di familiari, amici e autorità. È una comunità civile e religiosa che si mette assieme per salutare un amico, un collega, un amministratore, un papà, uno sposo, un figlio. La cerimonia è celebrata dal parroco di Dolo, Don Francesco Mascotto, seguita in diretta streaming dalla comunità dolese e da quanti non hanno potuto partecipare in presenza all'ultimo saluto al sindaco di Dolo, scomparso prematuramente la settimana scorsa all'età di 46 anni, a causa di una malattia sopraggiunta nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Nelle varie occasioni in cui ci siamo incontrati in quest'ultimo periodo, lui era sempre fiducioso, combattivo, attento a non far preoccupare sulla sua salute le altre persone, nonostante le sofferenze che portava lui, ti metteva a tuo agio. Ed è sempre il parroco, durante l'omelia, a farsi portavoce del ricordo della moglie Claudia. 24 anni di vita insieme. La nostra famiglia è iniziata nel lontano dicembre 1996, quando Alberto era solito raccontare, entrò nella stanza di quell'appartamento in Campo Nazario Sauro. Alberto Polo ha affrontato la malattia per 18 lunghi mesi, tempo durante il quale non si è mai dato per vinto. Ma è sempre stato capace di rimboccarsi le maniche, andare avanti. Sapeva che la malattia era subdola, aggressiva, ma non ha mai mollato. L'insegnamento lasciato dal sindaco Polo è quello che tutti quanti noi dovremmo portare avanti, nel rispetto della vita che va amata e sostenuta, come ricordava proprio lui stesso nei saluti di fine anno. Ciao sindaco, che la terra ti sia lieve. Quello che stiamo vivendo è il tempo della responsabilità e dell'impegno. Il mio augurio quindi è di un 2021 di salute, di nascita, nella quale la speranza torni ad avere piena cittadinanza del nostro quotidiano.